dolcezza, nuovo video ASMR sulle pietre associate ai cristalli. Ne ho scritte altre, ho scritto altri segni, ho scritto altre pietre, ma ho preso tutto da internet, quindi lo trovate, quello che ho scritto lo trovate anche su internet, su Wikipedia, su Google, eccetera. Ho scritto qualcosa qua, ok? Adesso lo leggo quello che ho scritto, però ho notato che molte pietre che avevo fatto vedere, cioè che avevo letto in altri segni, ci sono anche in questi segni: gemelli, capricorno, scorpione, toro, ho scritto pesce, acquario, mi sembra li ho scritti tutti alla fine. Allora, spero che comunque vi piaccia questo video, iniziamo. I gemelli, allora, l'agata aggiunge profondità ai vostri discorsi, la criscolla aiuta a capire quanto dovete parlare, perché con il vostro entusiasmo eccessivo a volte rischiate di parlare troppo. I gemelli comunque come pietra come segno zodiacale sono associati alla pietra agata, anche questo segno. L'agata vi dà tanta capacità di essere multitasking, siete multitasking, come segno siete multitasking. Il gemelli è molto attivo sia mentalmente che fisicamente che spiritualmente. Poi la tormalina blu sta bene con la dualità del vostro segno, siete doppi, un pochino un segno doppio, integra gli aspetti fisici e spirituali ed elimina le vostre energie negative. Come segno voi di gemelli siete molto comunicativi e sintetici, quello scritto, ok? Poi vediamo un po'. La Vergine ho anche scritto come segno. La sardonice come pietra, forte e stabile, vi appoggia nella ricerca del significato dell'esistenza e della vita di tutti i giorni. Vi fortifica, rinforzando il vostro carattere e il vostro autocontrollo. Fortifica il vostro carattere e il vostro autocontrollo. La sardonice, scusate, come pietra della Vergine, associata alla Vergine, attrae anche i buoni amici e le relazioni stabili. Indossare un topazio blu aiuta a seguire i vostri sogni e aspirazioni. Siete molto bravi ad aiutare gli altri e lo fate con il cuore, senza voler niente in cambio, insomma. Però mi raccomando, sempre senza farvi calpestare, aiutate gli altri, è bellissimo aiutare gli altri e voi siete molto bravi ad aiutare gli altri senza farvi calpestare da nessuno, ovviamente, ma tutti i segni non devono farsi calpestare da nessuno. Poi sono soggettivi, queste cose che ho scritto non so se siano cose vere, se voi credete negli oroscopi, nei segni zodiacali, io ci credo poco, non tantissimo, dipende dalle persone, dal carattere ovviamente, sono tutte cose scritte, quindi bisogna vedere se siano la realtà, quello che c'è scritto, quello che leggo, non è che ho deciso io così, ho letto cose su internet, quindi spero che vi piaccia comunque come video. Grazie a Alessia che me l'ha richiesto. La Vergine come segno zodiacale ha una vocazione grande per aiutare gli altri, ma spesso mette in secondo piano se stesso o se stessa e i suoi bisogni. Quindi voi della Vergine, sia uomini che donne, siete molto bravi a aiutare gli altri, chi ha bisogno, sia chi conoscete sia chi non conoscete, però spesso dimenticate voi stessi, mettete in primo piano gli altri, solo gli altri, e vi dimenticate che dovete mettere voi stessi in primo piano e poi vengono gli altri dopo. Ma tutti i segni, io penso che sia così per tutti i segni, non solo per la Vergine. Comunque, Vergine, il topazio blu come pietra vi aiuta ad allinearvi con gli angeli che vi appoggiano, vi proteggono e vi supportano nella vita di tutti i giorni. Vi mettono praticamente una mano quando succede qualcosa di bello o di brutto. Io dico sempre, c'è qualcuno lassù che ha messo una mano su di me, mi ha aiutato, eccetera. Anche se non sono della Vergine io, come segno. Molte persone sono molto talentuose, cioè molte persone del segno della Vergine, sia donne che uomini, sono preziosi e talentuosi artigiani. La celestina blu come pietra vi aiuta nelle arti, siete molto artisti, siete molto artigiani, siete
bravi artigiani comunque. Anche se non è una pietra associata al vostro segno, la celestina blu. I nati sotto il segno della Vergine sono portati a lavorare come medici o professioni di aiuto. Sì, professioni di aiuto. Sempre per il discorso di prima che dicevamo, vi piace aiutare gli altri, lo fate volentieri, lo fate con il cuore, quindi i medici o comunque professioni di aiuto come l'insegnante, eccetera, sono tutte professioni adatte a chi ama o a chi piace aiutare gli altri. Certo che uno che non è bravo ad aiutare gli altri non fa di sicuro il medico, secondo me, no? Ah, giusto. Toro. Lo smeraldo come pietra incoraggia la vostra naturale attitudine, appunto del Toro, segno molto sensibile, pragmatico e sensuale. Incoraggia la vostra attitudine ad apprezzare le cose belle della vita. Vi piace il comfort, vi piace godere delle cose belle, ovviamente, che vi succedono nella vita, situazioni o persone, oggetti, la natura, una cosa bella, la vita è una cosa bella in generale. Lo smeraldo come pietra è la pietra conosciuta come la pietra del successo in amore, tra virgolette c'è scritto, perché vi aiuterà ad attrarre un amore leale, serio, sincero e duraturo. I nativi del Toro non amano i cambiamenti in tutti i sensi, in tutti i campi. Lo smeraldo vi avvisa in caso di tradimento sentimentale, se siete in coppia con qualcuno, vi aiuta questa pietra, appunto lo smeraldo, mi sembra, sì, lo smeraldo vi aiuta a capire se vi sta tradendo, se siete in una storia sbagliata, insomma, visto che non volete relazioni, cioè visto che volete relazioni lunghe e non volete storie di una notte. Alcuni del Toro almeno sono così, poi quelli che vogliono relazioni corte, brevi, ci sono anche in tutti i segni, però io quello ho scritto. Poi il Toro, questo, lo smeraldo vi aiuta tantissimo, visto che volete una relazione seria e duratura, molti voi del Toro, vi serve lo smeraldo. L'aragonite aiuta. Allora, l'aragonite aiuta. Aspettate, ho scritto, ma non ho capito cosa ho scritto. Il Toro vuole un ambiente sano e senza inquinamento, c'è scritto così, e l'aragonite vi aiuta in questo per via del suo forte legame con la terra. Devo capire io cosa scrivo prima di leggere, perché certe volte scrivo ma non capisco neanche io cosa scrivo. Scrivo come una gallina, vabbè. La malachite vi mostrerà cosa sta bloccando la vostra crescita spirituale e interiore. Comunque i vecchi modelli di pensiero sono da abbandonare, come anche le relazioni sbagliate, le amicizie sbagliate, le persone tossiche, le persone che ci fanno star male. Tutte cose giuste secondo me, non solo per il Toro, come non solo per la Vergine, sono tutte frasi che concordo, che condivido anch'io. La malachite vi insegnerà a liberarvi dalle inibizioni e ad andare avanti. Toro. No, Vergine, non Toro. Ho scritto Toro, ma era il segno della Vergine questo. Poi, ok, qua ho letto tutto. Allora, andiamo avanti. Li ho scritti un po' a caso i segni, però sempre dal sito dove li avevo presi nell'altro video. Scorpione. La pietra turchese dona calma interiore. La malachite promuove la trasformazione ad ogni livello e assorbe le energie negative che provengono dall'inconscio, dal nostro inconscio. L'energia forte e intensa che avete voi dello Scorpione vi aiuta, la malachite vi aiuta ad accedere, a entrare nelle vostre intuizioni, fa affiorare senza filtri tutto ciò che blocca il vostro cammino spirituale, vi fa capire cosa vi blocca nella vita, soprattutto nel vostro spirito, nel vostro inconscio. La magnetite rinforza la fedeltà e la lealtà, bellissimo, ottimo come cosa. Il topazio imperiale accede alle vostre energie interiori e attira le persone utili sulla vostra strada e il vostro cammino, sul vostro cammino. L'occhio di falco come pietra aiuta ad allargare le percezioni, aiuta a focalizzare i poteri, la vostra visione e i vostri poteri legati alle percezioni. Il topazio imperiale
vostre energie interiori sempre e attira le persone utili sulla vostra strada e sul vostro cammino, l'ho già detto. La vitalità di questo cristallo, sempre il topazio imperiale che dicevo prima, indossato aiuta a, cosa ho scritto? Collegarvi con le sfere più alte dell'universo e vi ricarica le energie. Vi sentite ricaricati, come quando caricate il cellulare, più o meno. La chaorite è utile per sviluppare la capacità di vedere oltre la superficie delle cose e degli avvenimenti, bellissimo. Abilità grazie alla quale potete essere guaritori eccellenti, guardare oltre la superficie, non guardare solo le apparenze, appunto, è bellissima questa cosa, guardare al di là delle apparenze, al di là delle superfici, delle cose, delle persone, delle situazioni, dei momenti, sia a voi che per gli altri. Allora, sempre la Chaorite vi porta a una guarigione profonda emozionale, sia a livello karmico, sia a livello appunto emozionale, profondo, spirituale, sia a voi stessi che per gli altri che vi stanno intorno. Bellissimo, potere spirituale, sono molto spirituali le pietre, bellissimo. Per fare yoga, per fare meditazione servono tantissimo. Capricorno, voi siete seri e amanti delle regole, ma siete anche dotati di un forte senso dell'umorismo, meno male. L'onice nera fornisce, vi aiuta, più che aiuta, fornisce l'autorità che cercate e vi aiuta a diventare padroni del vostro destino. Bellissimo. Rinforza la sicurezza in voi stessi se non ce l'avete, ma soprattutto se ce l'avete ve la rinforza se è bassa la vostra sicurezza. Nei periodi di stress vi aiuta a rimanere concentrati e centrati sull'obiettivo, sul focus, sulle cose che dovete fare, insomma. L'ho tutto un po' personalizzate quello che ho scritto, per capire bene e spiegarvi bene quello che ho letto, appunto. Spero di aver capito tutto bene, di avervi scritto tutto bene, di avervi letto tutto decentemente e di avervi fatto anche rilassare un pochino, di avervi intrattenuto con questi video. L'onice nera aumenta la serietà sempre del Capricorno, ma vi rende un pochino noiosi, quindi non abusate di questa pietra se ve la indossate, se ce l'avete, insomma. L'ambra come pietra vi dona la giusta grinta per riuscire in quello che volete fare nella vita tutti i giorni, lavoro e passioni anche. La labradorite riflette la luce del vostro essere nascosta dietro la maschera che portate. Questo è molto interessante. La vostra maschera piena di rigidità, piena di regole che mostrate al mondo e vi spinge a vivere in maniera armoniosa il vostro senso del dovere, vi spinge a impiegare la vostra forza di volontà in bene, in positivo. Grazie alla vostra mente sviluppata, molto sviluppata, potete dedicarvi a qualsiasi lavoro e o attività commerciale. L'azzurrite apre le porte dell'intuizione, tutto molto intuitivo, le pietre servono molto per l'aspetto spirituale di ognuno di noi, a quanto ho capito. Fa emergere la vostra saggezza, guida il vostro percorso spirituale. Fissare una fluorite vi collega ai regni spirituali, vi aiuta a vivere la spiritualità nella vita di tutti i giorni. Certe cose sembra che ve l'ho già dette anche per altri segni, molte cose che ho letto, che ho scritto in questo video, anche nell'altro video, sembravano più o meno le stesse cose, sembrano più o meno le stesse frasi. Vabbè. Sagittario, topazio giallo come pietra per voi associata al vostro segno, fornisce energia e vi porta ad avere fiducia nel mondo. Servirebbe anche a me, io che non mi fido di nessuno. Fornisce anche in abbondanza energia, tantissima energia. Il topazio è una pietra adatta per chi ama viaggiare e diventa la vostra guida alla scoperta dell'ignoto, del mistero, le cose nascoste, non conosciute. Questa pietra, sempre il topazio giallo, vi dona gioia, generosità e vi fa scoprire le vostre ricchezze interiori, perché tutti noi abbiamo dei talenti e tutti noi abbiamo delle ricchezze dentro, ovviamente. La pietra turchese offre protezione durante i vostri viaggi spirituali o viaggi reali, ok? Nella vita di tutti i giorni, se viaggiate tanto, il turchese come pietra vi serve, vi protegge, vi aiuta, vi fa compagnia, insomma. Il topazio blu
dimostra in quali situazioni vi siete allontanati dalla verità. Siete ottimi mentori spirituali per gli altri. Risveglia sempre il topazio, mi sembra, risveglia la vostra intuizione e calma la vostra mente iperattiva. Poi siete portati voi dello Sagittario, mi sembra. Sì, Sagittario, sì. Sì, Sagittario, voi siete portati per la filosofia e l'insegnamento in generale. La labradorite promuove la capacità di rispondere alle domande della vita, sul significato della vita, collegando l'intuizione alla conoscenza esoterica. Andiamo su discorsi difficili. L'esoterismo, non ne voglio neanche parlare, sinceramente non ne so niente. Acquario, la verità e la fratellanza sono per voi concetti molto importanti. L'acqua marina come pietra promuove la vostra capacità di proiettarvi nel futuro. L'obiettivo del vostro segno, appunto l'Acquario, è aiutare il genere umano a evolversi combattendo per la giustizia nel mondo, giustizieri della notte. Poi l'acqua marina sempre aiuta a far manifestare i cambiamenti sociali positivi del mondo, o in voi stessi, soprattutto in voi stessi. Video lunghissimo. Grazie alla vostra capacità di vivere nel futuro, riuscite a intuire i bisogni degli altri, i bisogni futuri di voi stessi e degli altri. La pietra di luna è la pietra dei nuovi inizi. In bocca al lupo. L'ametista vi aiuta a mettere in pratica le vostre visioni del futuro. Siete veggenti, le visioni del futuro. Le vibrazioni della celestite blu vi trasmette la pace spirituale e la labradorite sviluppa l'intuizione, vi collega alla coscienza spirituale, sempre tutto molto spirituale. C'entra sempre lo spirito, l'inconscio. Il segno dell'Acquario è famoso per essere collegato alle stelle e non è insolito per voi sentirvi non proprio a casa vostra sulla Terra. Siete un po' sulle nuvole, come me, anche se non sono Acquario. Aiuta anche la saggezza e disperde le false credenze e le illusioni. La magnetite invece attira, energizza e calma. Poi aspettate che mi sono persa. Bilancia le emozioni con l'intelletto, attira e respinge le emozioni, aiutandovi a ristabilire l'equilibrio dove serve e quando serve. Il vostro segno vi dona capacità di percepire le vibrazioni e ripristinare l'equilibrio. Vi rende il vostro segno degli ottimi guaritori per gli altri, soprattutto per gli altri. Io credo sia veramente così. La sfida del vostro segno, Acquario, è quella di restare flessibili e aperti mentalmente, ma non solo, durante i cambiamenti della vostra anima, l'evoluzione e i cambiamenti della vostra anima. Bellissimo, questa frase è bellissima. Restare flessibili durante i cambiamenti, l'evoluzione della nostra anima. Cari Acquario, della nostra anima, della vostra soprattutto. Pesci, ultimo segno. Il pesci vive tra due mondi, uno quello spirituale e l'altro quello della realtà quotidiana, la vita di tutti i giorni, insomma. Siete innati, sensitivi, innati. L'ametista è la pietra del vostro segno. Peccato, a me piace l'ametista, ma non sono pesci. Vabbè. Forma un ponte l'ametista tra la realtà spirituale e quotidiana. Vi protegge dalle energie negative trasmesse dalle persone e dall'ambiente che assorbite. L'ametista è collegato all'amore divino, come pietra è collegata all'amore divino. Avete una grande sensibilità voi dei pesci, è vero, ne conosco tanti che sono sensibili, ma non solo quelli che hanno il segno pesci sono sensibili. Avete una grande sensibilità. Il berillo aiuta a percepire e prendere coscienza dei mondi nascosti. Il berillo è la pietra dei veggenti, siete un po' veggenti voi dei pesci, ditemi se sbaglio. La
vostra natura premurosa, voi dei pesci siete premurosi ed empatici, avete la vocazione anche voi di aiutare gli altri e vi piace aiutare gli altri. Continuate così, perché è bello aiutare gli altri quando si può. Il berillo, come pietra deve essere usato con tanta prudenza a causa della sua capacità di rendere possibili i possibili futuri. Potrebbe manifestare questa pietra, il berillo, qualcosa di cui avete paura. La pietra di luna invece risuona con la vostra natura intuitiva e vi aiuta ad applicare le vostre intuizioni. Bellissimo. Questo è il video, ragazzi, 20 minuti, lunghissimo, spero vi sia piaciuto. Ho finito tutti i segni, spero di non averne dimenticato nessuno. E a presto, buona